sempre non lievitati, perché come sapete nella tradizione ebraica il lievito non lo si usa, non sto a dirvi perché leggetevi la Bibbia. Nei piatti invece, nei piatti per il pranzo e per la cena, ancora ci sono molti piatti ebraici che sono rimasti legati invece un pochino di più alla tradizione ebraica. Per esempio il riso riso zao, è un risotto giallo di colore perché è mantecato con il grasso d'oca. Ecco, l'oca, due sono gli elementi tra le varie cose, gli elementi che a me interessano molto della cucina ebraica sono l'oca in quanto maiale degli ebrei. In realtà c'è la produzione di oche a Venezia, alla giudeccia delle foto del Novecento di piccoli allevamenti di oche alla Giudecca, e i macellai del ghetto macellavano le oche secondo la tradizione ebraica, cioè non facendo soffrire l'animale, togliendogli tutto il sangue eccetera eccetera, e con il collo dell'oca si produceva, e forse qualcuno lo produce ancora, un particolare salame, cioè con la pelle dell'oca, la pelle del collo dell'oca veniva imbottito con delle carni sempre dell'oca, e solo carni, spezie e sale, e poi i veneziani lo compravano ancora fresco e lo attaccavano tra la finestra e lo battente, lo scuro, a stagionare, diciamo, fuori dalla finestra, perché si consuma anche relativamente fresco, diciamo, questa particolare salsiccia, questo particolare salame. Ma la carne d'oca prende più piede dalla tradizione ebraica più nell'entroterra veneziano. Se voi andate a Mira, l'oca in onto, a Mira fanno anche delle feste tradizionali per l'oca, il gioco dell'oca eccetera eccetera. Tutto questo viene dalla cultura ebraica, del ghetto ebraico. Gli altri due elementi chiave sono il carciofo e soprattutto la melanzana. Ora la melanzana malasana, cioè storicamente la gente intanto era nera, poi quando si taglia cambia colore, era un po' il frutto del diavolo, un po' come è stato nel 600 la patata, che siccome cresceva sottoterra era il frutto del diavolo. Questo giochino qua ha provocato 1 milione di morti nei paesi anglosassoni, in particolare in Irlanda, 1 milione, e ha provocato la più grande emigrazione della storia, cioè loro che se ne sono andati a vivere negli States, in America, per dire la patata. Però questo non c'entra, diciamo, chiudiamo la parentesi. La melanzana malasana è già era un frutto da ebrei, proprio l'addizione, frutto da ebrei, cioè io non mangio quella roba lì, la mangiano gli ebrei. Gli ebrei si inventano delle ricette straordinarie fatte con le melanzane, che ancora mia mamma mi fa. So che siete invidiosi, che ancora mia mamma mi fa, e cioè con la buccia, la sola sottilissima buccia nera, la si frigge insieme con un sacco di aglio, una roba terrificante per un paio di giorni, ma insomma vale la pena, e con la parte interna si fanno polpette eccetera eccetera. Il carciofo. E la cosa più divertente di tutte è che il piatto tradizionale sarebbe più divertente, insomma più buona veramente di tutte, è che questa buccia di melanzana fritta, che poi è la parte che generalmente si butta via ma invece è squisita, questa buccia nera, no? Tagliata molto sottile, senza neanche il bianco, no? E fritta, quindi croccante così, la si accompagna tradizionalmente in estate con il melone e il prosciutto d'oca.
e vi assicuro che il trio è una roba pazzesca. Si può anche, siccome il prosciutto d'oca è un po' difficile da trattare perché bisogna metterlo prima in freezer, non so, poi se volete ve lo racconto come si fa, ma si può anche, noi che possiamo, mangiamo il prosciutto di San Daniele. Il prosciutto normale sta benissimo lo stesso. Qui ci credo ci sia scritto sì, anche questa ricetta. I carciofi, vabbè, cioè i carciofi alla giudia, adesso voglio dire, no, mi fate cascare sul pelo, sul banale, no? È noto che in particolare la comunità romana sul carciofo, perché avevano i carciofi più che altro, giusti, di quella dimensione, di quella portata, la comunità ebraica a Roma si sono inventati questo piatto che è il carciofo alla giudia, che è come la carbonara, cioè quelle robe là che si conoscono in tutto il mondo. Qua a Venezia i nostri hanno avuto a che fare invece con quello che si chiama carciofo violetto, che è quello che tutti chiamiamo castraure, botoi, eccetera, che sono più piccoli, meno adatti a quel tipo, no? E quindi ecco, questo io non lo so per certo, però sembra che il consumare quel tipo di carciofo crudo fosse un'abitudine venuta anche quella dal ghetto, però su questo mi riservo evito denunce penali per aver detto questa cosa. Quanto tempo? Basta, anche ammazza. Bene, allora si parla di castrati, dei musulmani e dopo ora. Allora, quando parlavo dell'agrodolce facevo riferimento ovviamente ai bigoli in salsa e sardi in saor. I veneziani incuriositi da questi piatti si sono resi conto che non solo duravano nel tempo per cui potevano portarselo in nave eccetera, ma soprattutto che la cipolla è un ottimo antisettico e che quindi questo curava anche lo scorbuto e tutte queste disavventure che potevano avere i marinai. Però in realtà sembra abbastanza certo, in particolare anche se in realtà c'è un ricettario del XIV secolo in cui gli ebrei c'erano, ma insomma. Allora, quello che è certo è che l'utilizzo dell'uvetta e dei pinoli viene da quella cultura. Forse il sapore in quanto tale, cioè il fatto di mettere aceto, cipolle e pesci insieme perché si mantenga, forse è precedente alla presenza corposa degli ebrei nella città di Venezia. E poi cos'altro? È il castrato. Vabbè, insomma, è noto che gli ebrei e non solo gli ebrei non possono mangiare la carne di maiale. In realtà le regole della kashrut sono molto più articolate, cioè gli ebrei non mangiano neanche il coniglio, per capirci, insomma, no? E soprattutto nei pesci mangiano soltanto i pesci che hanno la lisca e le squame, quindi i pisati, niente, eccetera eccetera, poi i gamberi, i gamberoni, i crostacei, eccetera, non sanno cosa si fa. Per cui per esempio i gamberoni in saor sicuramente non si certo. Tra queste cose c'è il castrato. Allora, mi pare che in ebraico, allora, un'altra cosa interessante è questa, che esisteva, perché ormai non lo usa più nessuno, un dialetto ebraico locale, che era un misto fra l'Yiddish degli Ashkenaziti, l'ebraico più colto dei Sefarditi e il veneziano. Prego. I Sefarditi scappano nel 1400, nel XV secolo per esatto, e arrivano qui. Però diciamo che la presenza massiccia è a seguito di una guerra, la guerra di Cambrai, bravissimo, nel senso che nella fuga
dalle campagne circostanti di tanti contadini che si rifugiavano a Venezia a causa della guerra di Cambrai. Lo dico per i pochissimi che non sanno cosa fosse. Era una lega fatta praticamente da tutto il mondo dell'epoca contro Venezia, in realtà per rubargli territori e robe e ricchezze. Non è che ci fossero delle ragioni politiche sofisticatissime. All'epoca si dava 4 stafoni, un po' somiglia a oggi però, in qualche maniera. Però non voglio fare cronaca, però già somiglia. Alla fine Venezia vince, ma in realtà non è che vinca sul campo, vince perché si mette d'accordo, divide gli avversari, eccetera. Però nel frattempo sono arrivati a Venezia un sacco di gente, difatti Venezia in quel periodo diventa una città molto popolosa, più popolosa di Parigi, una delle città più popolose del mondo dell'epoca, e tra questi c'erano anche molti ebrei. E siccome però la Repubblica di Venezia aveva deciso che gli ebrei dovevano stare tutti dentro un posto, allora lì nascono i grattacieli, i primi grattacieli della storia, eccetera, eccetera, perché comunque dovevano stare lì. Il castrato è l'agnello castrato, no? Loca e castrato. Sì, però la ricetta più interessante di tutto... Non torno, castrato. Sì, hai ragione. Perfetto. L'agnello è piccolo. L'agnello del suo polaretto. La ricetta più interessante da questo punto di vista non è neanche ebraica, cioè i risi in cavroman. Cavroman è... Cabrone. Bravissimo. È una parola che viene dalla Dalmazia in realtà. Perché voi pensate che il risotto con le seppe in nero sia un piatto veneziano? No. Viene anche quello dalla Dalmazia, vabbè, comunque. Abbiamo importato bene. Ecco, allora, i risi in cavroman è un risotto fatto con la carne di castrato. Il castrato era un cibo abbastanza abituale a Venezia e ovviamente ne facevano, poi basta, ne facevano particolarmente uso i cittadini di religioni che non potevano mangiare il maiale, musulmani e anche gli ebrei. Grazie.